prima di incominciare, intanto grazie al suo comune di Quartuccio, all'assessorato a Salimbasarda, per questo attovio. In quest'uomo, che da parlare per me, è un ammento, perché hanno sei come con il suo teatro Latta, potendo esperienze da teatro, pari con Giorgio, con Dino, entre noi che ammento bello con due commedie di Salvatore Vargio. Quindi, per me, queste commenti è tornato a Cadommo, ma poi passavo righe mesi entre noi. Limba e limbazos, lingua e linguaggios della Sardegna. Quando ho pensato a fare questo attovio, ho pensato a fare una cosa levia, di contentezza e di bellezza, mentre che in questi ultimi anni, ogni volta che si allega dell'Imbasarda è sempre questa tristura, è una cosa che non si può supportare. Invece se le cose all'irgas che io pago si tornano a tappare, no? Cose sempre serie, accappiate a dibattito, a cose ferenose. Noi sardi siamo tanto bravi a fare nessuno e a fare satiro puro. Siccome io ho fatto bene da vari amici, sono subito in Sallocandia e si legge di pièce da Rogalla, Francisco Medda, Bignino de Quarto, a suonare e a cantare, ma a cantare Savvizza ha deciso di nascere e quindi esti si spidale con sua vita e quindi una cosa che poco è giustificato. Poi se non nasci di dirà su suonare. Poi cominciare, faccio bene del suo sindaco e assessore, fesi su zero, se sei con me, così un saluto. Prego. Ponevo su assessora, su sindaco, assessora immesso. Non ti sai di scritta cosa, no, ti faccio cantare, ti nascondi, cose su. Intanto, grazie, noi cose una cosa che sapete per spittiasa è più facile fare da tobio di questo tipo. In sapete per un anno incomincia ad essere più complicato. E sarà su sindaco, ti narro subito, sa domanda che ti faccio prima, poi tu fai saluto istituzionale, se commenti. Però, che rischi di una cosa? Quartuccio è accanto a metà di Castello. Una cosa che come si usa allegando di un'area vasta, di quasi più di mezzo milione di persone. Però te da richieste profonde, no? Come te vinces a Pauli, ma vinces Quarto, se Largius. E ta parla di questa richiesta in area vasta di Castello? Questa è una bella domanda. La riflessione che tocca da fare è questa, che questa globalizzazione che sa di un pacchetto tutto picauso San Manu e sa portare un pacchetto fuori da questa che funziona da regini dessa cultura, dessa tradizione nostra. Non ti fa altro che si fa scaresci chi ne seuso. E questa modernità bella con un certo verso crea danni in altre parti. Sicché Deo, un po' quanto mi compete a Pugicao, quando appunto i delegati assessoriali a focalizzare bene l'idea di questa lingua sarda come un veicolo di conoscenza del suo passato, proiettata sul futuro. Poi non potevo fare diversamente, non potevo andare innanzi se chi non si castia a palas. Forse sì, in Saria Vasta di Castello certa sensibilità non ci punti, però non compete da me a criticare il collega mio, però devo portare un Augusto, questo investimento in idee, in cultura, in tradizioni, è anche una cosa che paga, ed io penso che questo sia una scommessa che si subvincente come amministrazione. Beh, il fatto che l'assessorato Salimbasarda, questa cosa, noi stiamo ancora aspettando l'assessore Salimbasarda in regione, forse 30 anni stiamo aspettando un assessore che si dedica in Paris con un assessorato allo sport, turismo, pubblica istruzione, cinema, beni culturali, musei, finché a Salimbasarda. E Sarasa, però,
quando alle cause de Salimba Sarda, come te a Gramsci, poi non alle cause solo dell'Imba Sarda, alle cause vinse a Pier Sandro questa citazione da fare mezza volta, e alle cause vinse a de altre cose, alle cause de su Chiseus, de su Chirius Faide, de identità nostra in tutto su Chiseus, in ogni parte della vita nostra. Sarasa, se tu pensi all'assessorato di Salimba Sarda, itta vai all'assessorato di Salimba Sarda, fai solo Salimba Sarda, oppure questo è un spazio che non te l'accanas, poi da ogni cosa poi passa da Gussaia, no? Este un arrugadorzu chi per forza te pese attrezzai sul dottoressa. Sì, in questi diari c'è questo attovio che è proprio cercato da pensare, questo medi è proprio un po' fai bere e fai comprendere a tutti che con la lingua sarda potete arrivare ai largos, non è scetti tradizioni, non è scetti anche una cosa che vuoi da adesso connotto, ma è un elemento, un aspetto del suo popolo che si permette appunto di conoscere mezzo aspetto su che Bocalancuno non è possibile porre in pei. Poi questa lingua viene considerata arcaica, non è stata definita di aici, e quindi non è un elemento che si può imparare, poi conosci cosa nosa. In ogni campo questo, non è da pensare questa lingua, poi a capire questa lingua e tradizioni, a seguire religioso da sempre, eccetera. No. Potete fare cosa nosa. A questo proposito, posso chiedere è un esperimento che ho fatto con i Spipiusu e che è proprio l'unico di Acabao. Devo scegliere di insegnare questa disciplina che insegno in scuola, che è la religione cattolica, in sardo. Tenendo conto del fatto che tenete una VPA che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, e ti ho usato con questa collega che fa questa attività alternativa e ho presentato un aspetto diverso. Quindi ho ubicato i diritti dei SPPUS e ogni gruppo che è formato all'interno di questa classe agiscerà una nazione. E siccome ne sono VPU che si stati adottati che viene da Cambogia, si sono battuti da Cambogia. Quindi i SPPUS che si sono occupati della Cambogia hanno fatto una ricerca e antibio che hanno i diritti che SPPUS non vivono in Cambogia. Quindi, con gli altri tre gruppi, hanno simulato un incontro del sono con i vari rappresentanti e hanno posto in pe i diritti che i SPPUS di ogni nazione scerata, o scioperata, che si possa dire, non tenenti. Questo ha dimostrato che si può traballare, cosa nosa. E non è fatto un traballo di portatura di cose già fatte, anzi traballato i SPPUS. Quindi questo è un esempio di come noi possiamo, come tenai, andare più a fondo dell'Acanas che è di città Tore e fai cosa nosa. Quindi questa lingua si permette proprio di susciare l'Acanas e di andare in fondo a fare altre esperienze con i SPPUS. I SPPUS di Pintibivi fu dai, posso che funti vivendi, che vivono in ogni giorno, non su chiesti al largo di esso. Quindi non vivendo, non intendendo accanto, non tenenti manco su pregeri di Dubai. Questo è vero, ma questa distanza tra Salimba e si scolla e sospipioso è uno forse di queste cose che forse si ia da te per cambiare, come questa legge no, spero che qualche cosa si possa modificare. Però una cosa è vera, che ogni ordine di questa lezione si identità Salimba torna sempre e poi si perde in sa vita del ogni dia, in sa cose che un comune come Vince Quartuccio tende a risolvere con stampo in si strada, sull'ampio che non funziona e cantatelo. Però ti chiedo per raccontare, avendo tu come sindaco vostro assessorato come Salimba Sarda, non so che casa zai un indirizzo.
sto cittadino tuoso, ti riconoscono questo come un merito, o te pensi ancora di riballare, o vado a comprendere che su sebro che hai fatto è su sebro di importo? Ma questo non riuscivo, però penso che questione di questa, con i cittadini, a me piace la questione su Satro, tanto di portare tutto, quindi quando questione su Satro sono contento, mi piace, quando ti chiedo, ci via questa pregungia in famiglia di questione su Satro. E quindi noi, grazie a Dio, siamo dentro una famiglia che stiamo su Satro, nonno, nonna, babbo con mamma, però abbiamo imparato su italiano bene, penso che lui stiamo bene, di scrivere in medio, quindi non ci sono grandi problemi. Sa lingua deve essere anche una cosa che viene riconosciuta poi gusto chi validi e chi serbidi. Quindi sa cultura è sa comunicazione attraverso sa lingua sarda, deve essere anche una cosa che uno si intende. E a me pare che comunque questa gente debida questo modo di gestionare di pratica, l'idea di gestionare su Satro, di tornare a su passato, intendi cose che spicciocchetti che non conoscono dei saiaius mi pare una cosa bene. Mi pare un'impostazione amministrativa importante questa. Sicché penso che non senza vai meda garraggio si può tendere innanzi questa idea di sardità e dessa cultura sarda. Tra l'altro tenevo su personaggi che sono estremamente rappresentativi. Tu hai citato Salvatore Vargio, che è un nostro concittadino che sa proprio portare a mai su Satro, su Quattucciaio, tanti può dare tutto. I frati Pinnas, che sono sempre attivi in queste cose, in questo momento. Così che per noi è una gioia tornare a movimentare questo spirito di appartenenza che si serve. Quindi penso che traballando a pago senza fare grandi clamori si possa fai comprendi che tradizioni, le origini, i punti da noi e da stato peso torrai a pigai chi qualcuno da sapere. Poi può dare tutto spesso poi in campagna elettorale non si chiama di lingua sadra, forse sì, c'è ancora un pacchetto di pregungia, asioli, esponni a chi stiona su Sadro, questo forse sono spiegazioni, però non riuscivo sinceramente. Assessore, invece noi si scrive sul bilancio del suo comune, sono sempre vittivo, sono casinato, sono diamo un montone di cose da fare, ma poi che su sindaco, sul prossimo bilancio di Monza dovrei milioni, sei ta fai? Con 9 milioni non penso proprio. E adesso un'impresa. Però tu con pago devi inventare il più possibile, te hai bisogno di azzurro, no? La gente ti deve pensare che in mano questa cosa. Ma poi potendo fare una strategia, e te sta che fai in questi anni? Prima di tutto, pochissima lingua parribia e ma studiai qualcuno bello percorso in noi funti i giovanelli i protagonisti incominciai dei più di scuola e questo che funti specioccato di scuola sabrosmanasa poi testi come esti cusavati che ancora non conosci quindi incominciando secondo me sarà nascita a poni come tenai un fondamento che possa da poi seguire poi potenetta su io noi siamo viventi deschisanti posto il nostro aiaius e tutte le varie associazioni e tutto questo chiuso con nostro signore quindi ponendo questa fondamenta di taveuso torrauso anzi creauso di no che è anche una cosa che
uno grassi e ad essere in qualche maniera protagonista. Sì, e sto senza te creare, te dovrei incominciare. Poi questo, poi come ti ho detto prima, sempre si deve dire questo problema della lingua, eccetera. Ma anche non si ha da bere, questo problema però è questo. Poi è frimendisino anche questa questione. Poi poi ti spippioso che manca da mantenere questa congiunzione tra nosus e spippioso, ecco. Ancora, come tanti nostri sindaci pure hanno fragili, fu dauso, in vita di un'associazione, impari può imparare, che nota su mesi, politi in pensatorio, che noi si intende di vuedà, in sardo, e si scola se noi, in suo comune nostro, doppio sono anche traballa, noi su brava maestra, che si che in gusta, finza senza scuola di infanzia. Però tocca fare anche una cosa che di aderusu a parri come tenere questa storia della vita di Quartuccio. Questo gli adesso è una cosa meta bella. Non tanto poi da fare su nosuso, ma canto proprio poi a parri di un segnale di come il nosuso e dona importanza a questo aspetto della nostra cittadina, ma del suo popolo pure. Grazie, Deo, come si saluta, poi si ringrazierà con il saluto finale. Faccio picare un applauso di dovere. Sul microfono tu pico Deo. Grazie. Bene, io intendo su sindaco e assessore, Sant'Azzao su indirizzo e come commenta vai su sindaco, dagli indirizzi. Come mi ha da praga a tenere di nuovo un amico, siccome che sappiamo che a Rogalla è nascondete su video, allora, ma un altro musicista che si conta dei testi succedendo sul mondo della musica, dove bene, io raccontavo a Lele Pittoni, è bene raccontare che cosa. Come queste finze ben sentiti sul romanzo, quindi è in piena fase di presentazione, si è andata a fare il battere di Valcos. Forza Lele, vengo accanto. Saluti. Beh, Lele Pittoni, pochi anni tu conoscete, si tu presento. Este Boghe de Ratapignata, che è uno del suo gruppo musicale, reggae. Poni di reggae. Non è famoso, no, sì, in sardo è famoso, ma poi finito altri progetti, Lele, sull'ultimo Malasorti, a Riseo ha pagato su premio Cervi, poi su mezzo disco del 2019, Cervo. Lele, ti faccio questa domanda che io vorrei fare a Rogalla. Parzas della Sardegna, dal 1998 fino al 2019, fende reggae e cantante canzoni in lingua sarda. Ha introdotto pubblico che come adesso date nostra, che si su Fadalles, quindi teniamo su 44 anni, finza sei lompe da su spizzino che si azzappano in due parza e si intende un gruppo che fa di musica contemporanea, però in sardo, finza sei lompe da su dub pure de Malasorti. De su palco a terra di appagudretto, il rapporto di Ada con questa gente, cioè ti comprendete ancora oppure su state commenti sapete su adesso gara a poesia e questa gente si indiseste stresiando sempre più atteso e sta chi manta a mettere so. Beh, prima di tutto saluto a tutti. Adesso 1998 è passata qualche tempo, so che non è che è cambiato non ti portai a un nuda di Villo Bianco, no. È cambiato un meta, quando sono cominciato con Ratapignata, a Bellabello, noi sono cominciato a cantare in italiano, con Bellabello uso a mestiero, a cabo si dà a posti 2 anni vi accusa da imparare a su sardo. Esprimo sconcerto su furiante sconcerto su in ambiente universitario da Castello. Essa cosa chi si acciappa da me lo su accusa de zonai anante picciocco su quindi niente picciocco e picciocco che quindi niente dei vidas e dunque fia facile in meta a si comprendente de vari. A Bellabello però questa cosa che mi ha spantato de bruso è questa che in sintesi che noi a Bellabello si vesti si conosce sempre de bruso biri in Castello o in Quartu, Sant'Aleni o in altri luoghi
sa gente che, anante Mimmi, si prende a cantare le canzoni, si prende per i Saventana, Strantaggio, o Vince in Torino, quando io cantavo a Torino la prima volta, poi noi volessi una produzione di un'etichetta di Milano che via da certi gruppi che cantano in dialetto, sono in lingua, sono cittano, o per questione dell'Udalfin, che cantano in occitano, sì. O finza i Ratti della Sabina, che cantanta in ciocciaro. E quando noi ho fatto Torino, tenesse una bella distribuzione, dunque su CD si è spratto in tutta Italia, poi mi è stato spanto, intendi, picciocos e picciocos di Torino che cantanta in sardo, che non si sciri nulla di sicuro si nendi, ma ovviamente noi che cantano in inglese, cioè, ma su spanto vi accuso da intendi, gente che poni a sori che pianta strantaxu, avaro, strantaxu, ma ha fatto spanto un mezzo, dunque ho lì che ha usato, si può imparare come si inglese, e su chiesti su feeling, imparato su se non vuoi in inglese, andava benissimo, non è problema. Tu fai se pensi a radio, sei imparando con su sardo, una cosa tutto su medio, so che bruso intranta in sa modernità, però ancora di una forma di resistenza, scommente che pensi in Radio Rai, no? Sto vago sa riserva indiana, con soretta de sardo a pressione e poi niente, più deserto. Con lei ho fatto la trasmissione Parisi quasi un anno e mezzo, Baidoi, Donna Fighida, sta gente poi poteva andare a imbriagare, praticamente fu cusso su sentito. Questa intervista per bella che ho fatto fu su un campione che ha fatto sa corda per un longa, ha rotto sa corda per un longa del suo mondo. Tutto personaggio. Beh, di sicuro questa trasmissione che ho fatta, poi non so, a Saccabo e sti stetti a Eose regionale un meta, a Saccabo e ho compreso una cosa, che mo questa gente gioca un poco troppo con queste tradizioni che diventano sempre, secondo noi, questa è un'idea, proprio un'analisi, e ho fatto forse 50 puntate, sì. E certo capire questo su chi va in questa trattativa prolunga, questa codra prolunga e poi vai su Guinness dei primati, è una cosa, da una parte sì, si può fare, da l'altra forse sì, non mi piace me da capire, forse sì, abbiamo mammuttone insistati, abbiamo tutto questa cosa, quando si fa si deve fare questa cosa. Certo che poi insistati, c'è tipo su turista, non so di accordo. Se su turista non dipende abire mammuttone, dipende quando ben senti mammuttone. Questo è su pensiero che tengo, è l'idea cosa mia. E commenta è una cosa che secondo me, certo da una parte tu hai questa parte commerciale, a s'altra tu hai questa cosa che sa gente indieni di sette insistati, però devo caso guida finza di turismo esperienziale, secondo me sa gente che da deppi si va e viene in su momento, guida le manifestazioni che danno in Sardegna si va in questo periodo poi si acciappa le cose più belle, insistati e poi spittiolo su punti grassi, secondo me, in augusto, non è facile per me. No, ma ha fatto bene a conco una cosa proprio che ti sei seguita. Quando devo di Castello candidata a Capitale Europea della Cultura, fu bene no, che nella sua organizzazione sull'IET Festival che fu in Paris con su festival di musica e minoria linguistica sapuroso importante d'Europa, quindi un personaggio, fu di ospiti del Bubble Film Festival. In Trauso sono andato a aeroporto, in Trauso, io so da domanda e a un certo punto mi ha da Praga dato via su Sindio, Calincuno, poi Tadeo ha fatto binchi di questa città mia su titolo di capitale, ma che di Zao Calinchi Cussizzo. Quindi Tadeo mi ha fatto telefonata, se faccia maniera, di fare questo Tobio con questa giunta di Devo di Sarasa. E io non mi ha parlato sempre di questa cosa e poi questo ti faccio poi la domanda. Annao, Cagliari è una città bellissima, ma non vincerete. Perché è troppo poco Castello e troppo Cagliari. E questo fu secondo me, a questo tempo, sono comprendendo oe.
E sarà tu che fai turismo esperienziale, che pensa sempre gente, pensa sia importante, noi su fai questo so tour turistico, so proprio un po' poco gente, 2, 3 persone, che hanno proprio con i suoi bivinto a dia de Sardegna, però me da accanto a sta gente, a Sizzao da Seinu, a Via un luogo bello, non una cosa di postale, ma quando siamo in viaggio in nozze, allora, sa guida, Piazza Rossa stasera e fu probabilmente fu tipo giapponese dentro del suo hostel. Ti ha mandato. Ecco, tu vai sul contrario e Sarasa itta ricca questa gente e itta dispassa stui dessa cultura nostra. Io quando ho deciso di cominciare a lavorare come guida, ho prima di tutto imparato e stavo come lavorare altri. Allora ho deciso di fare questa specie di, come si dice in sardo, azienda che diventa Sardfulness. Sardfulness è una mistura di vuelos piccata dessa mindfulness, che è questa consapevolezza, è una disciplina della psicoterapia, ed è tutto a bello. E arrivando a comprendere su che vai, poi vai questa che si po' conosci su che vai, tu devi vai a bello. E si trovati sa Sardegna. Sardfulness bolinai sardidadi. Su che devo allunare chi ne viene di noi è pizzicorredus de Sardegna. È questa cosa bella che ogni volta bivinti ischi viaggiano, che volenti bene in noi in Sardegna da visitare, e cosa de avrai spantausu, poita isso su volenti, si ci volenti a cabusare in Sardegna, perché sono questo fuedo, e vivi in Sardegna, e poi devo dire con un piccolo de Napa Valley, de California, non questionante in sardo, è questionante in inglese. E questa cosa bella è questa, che a un certo punto noi siamo subissi della salute di Santo Giovanni in Domus Nova, se volessi stare su Marganai, in mezzo a Sirgi, una cosa bellissima. Ti ha fatto sartizza da s'affittare. Dopo no, vi faccio assaggiare, dopo in inglese però mi viene di So you in can italiano. taste sartizza. Papà come ti va pantis pastoris. Però, come ti va pantis pastoris, commenti anti imparò a Mimmi, dunque una bottiglia di vino, una roga di caso, una roga esattizio. Però non è che va a organizzare chissà itta, è a saccabo, isso è tutto su punti di caso, su sattizio. Isso si punti posto su a papai, e vurianta inguni, due vurianta, vuriata una cosa in soro, non vuriata per una cosa mia. E a saccabo, isso su antibiviu, se esperienza cosa usatro su è cosa in soro, e questa è la cosa più importante, è commenti a onai la possibilità di non essere accompagnato, di non tenere uno che ti deve fare bere ogni volta queste cose, ma a un certo punto devi essere tu e tutto che ti bivisi impara a mimmi che ogni anno ti dicono qualcuna cosa sa più bella che te ne uso. L'esperienza in domo di Tommaso Lusso, sul nipote di Emilio Lusso in Armungia, andavo su un guni, devo subire il sommo, devo subire un'esperienza che però non è una cosa, non è che sto operando un teatro, io sono bene in con nosu e bivinte e fainti su che nosu vedo ogni adì, che se fai cose spantose a meda, ma a saccabo io solo in ti fai gusto, ollinti, bivi, sa normalità che vivevo su noso. E ogni aranti che con un freddo in sardo su donaso si saluta tenendo a Sibiri, mancando di andare Australia o di altri luoghi. Però questa idea cosa mia è questa, quando isso si indiandanta, tempi tipici a Rochicetto su de Sardegna, e si da tempi tipo in noi a intro, si deve intendere un po' sardo, e quando ho l'intindio canta questo spizzico corretto, possa ricordare da noi e dessa Sardegna. E questa è l'idea che tengo da semplice. Ascolta, tu come devi andare a suonare a Carbonia? E Sara sa serrau su con due cose, Mala Sorti con Arrogalla e con Francesco Bacchis. È una maniera nuova di fare musica, quindi musica dub, musica elettronica, con sonso elettronico. Come ti sta andando questo disco? E ti arrivare a fatto entrare a Zinchi con prepotenza questa modernità su sardo? Beh, tocca a noi che
tutto Sinterland Casteddaio, come musica tradizionale non tiene di su canta chitarra, ma tiene su reggaeton, tocca radunare. Macchina sa, in non quartucci, in non quarto. E si idea del rogalla e stetti a gussa. Ma noi schiarrogalla come vai su twerk? Sì, Tipo Elettra Lamborghini. Sì. Tu immagini. Aspetta, io adesso tu immagini terribili. Sì. No, si idea è questa. Noi già con una rogalla si cominciato nel 2013 con Malasorte vorresti in Dusu. E ho fatto un EP prodotto da un'etichetta francese che tiene tanti libri come l'Air. Si è partito in Lituania a fare su festival, Tundra Festival, uno dei festival più importanti dessa musica elettronica in Europa. E ho arrogato tutto, si punti spaziato, ma a un certo punto ho fatto 2 anni su Genza Sonai. E che succede in Sinterisi? In Sinterisi a Rogalla ha incominciato a suonare, a cambiare stile. E sei appassionato del sonus della Sardegna, infatti l'ultimo disco che ha fatto, sono andato in giro con un microfono, piccato il sonus, ha misturato con la voce di Mario Brai, la voce di Elena Ledda, la voce di Parodi. E a bello però sei stato piato con sa cumbia. Denguni e ho cominciato a fare su disco nuovo e ho cercato finché Francesco Bacchis, antropologo culturale, trombettista di Rata Pignata, che ho domandato di venire con noi e ho con questa trombetta sono su musica balcanica e mariachi. E ho cominciato a traballare, Santo Gregorio, un domo di Arrogalla, si sono più su 5 bortas, festi 10 minuti su musica e 2 ore con di bistecca e anante su vogo, bellissimo. E ho fatto 10 canzoni e noi si idea di ammesturare la lingua sarda, la musica sa cumbia, che è una musica della Colombia e del nord e del Sud America, ammesturando questa musica con su reggae e la musica tradizionale sarda. Deve essere un disco che dinanta Sardicity, prodotto da Michele Palmas da Sard Music. E tolinai Sardicity. Sardicity olinai che nosu sa musica cosa nostra è una mistura che però non accabata, come ti domo su che noi teniamo su un quartuccio, in quarto, che non funta accabata. Per noi sommo che non è accabata è un'istituzione. Certo, su mattoni faccia a vista, per noi è un elemento identitario, ma è importante. Poi da Gattauso in Tunisi, da Gattauso in Bogotà, da Gattauso in Svizzera. Ma non in Svizzera. Però a parte questa cosa che fa da riri in mera e fa da riri, ormai tocca da pensare che questo tipo di ambiente urbano che noi subiamo su ogni addio, per me sto andando a Grozny dopo un bombardamento. Sto andando, poi è vero, per me questa cosa è legge da biri, per me invece, che ogni addio questa cosa, ormai è parte mia di subire, e questa è questa cosa più incredibile è questa. Certo, io adesso è bello tocca da saccabai questa domus, però da un'altra parte, noi ho deciso di fare questa fotografia del suo disco, a palasa di un muro, da mattoni, bello. Vorresti in quarto, sapeva una femmina, in questa femmina si hanno, e te sei fendi. Noi, certo, in questo vicinato, in noi, tutti si conoscono, come in quartuccio, poi a intro da quarto, mentre quartuccio, tutti si conoscono. Bivinti sabida, e questa è un'altra cosa che noi narramo in su disco cosa nostra. E te sei fendi. Se offendi, casti di questo muro, se offendi questa fotografia in questo muro, sei fan di fotografia se ne domus antigas. Poi dopo questa femmina che tenia da 75 anni, su questa aveva una donna antica. Una donna fatta in anni su est sempre parlata aici. E dengoni no se offendi bene su chi si offende. Grazie Lele. Grazie. Bene. Lele Pittoni, tanto va per tua fronesta a sua di un mondo che magari mancava poco sconoscente. Devo, tanto frequento a Pier Sandro Pillonca, del bene di noi, che accanto a me, e con Pier Sandro
hanno visto medas cosas parisi. Contai che occanno sunt so 20 anni de sa legge 482, che è sa legge del Stato italiano che tutela da sa lingua de minoria. E come sul mese de Santuaini, ottobre, no, mese la dammene, non l'hai esatto, così no. Fa un attuale un anno in Roma, poi biedite si è fatto in questo 20 anni, e anche per raccontare, a me mi vuole andare a fare una relazione su dei si è fatto in televisione. Come pensando non di andare, ho detto che lì ha un voglio bianco. Non si è fatto, se non si stipendio, nuda, cioè quando uno narra se uno da un'impresa o azienda narra investo 10, quanto ho guadagnato? 11, quindi 1, no, a spendio 20 milioni di euro, cioè in Sardegna, si Stato italiano, adesso 2013 fino a ora, ha posto circa 20 milioni. E Sara, quando uno allega di ricaduta, narra, che te sta parlando di questo 20 milioni? Quanto usardo è entrato in questa società? Quanto usardo è entrato in consiglio regionale, o a riballa come Viersandro, o in questa televisione, in si scolla? In sa vita di ogni dia, in suo scartello, no? Quanto sta parlando di questo 20 milioni? È una rubago, forse nuda, secondo la buona Vadiausa, secondo la buona Biveuso. Con Piersandro, però, prima di arrivare a un domanda di un certo tipo, poi, come sta arrivando, ma contavo un montone di cose e poi cambiavo idea. Piersandro in questo anno, a parte Guerrai, posso usarlo, finita in cui si pregò un applauso, attento babbo, che, insomma, posso usarlo, quindi un applauso difeso a Paolo Villon. Ha fatto un meda. Piersandro ha fatto un meda in televisione, a Guerravo su Sardo, ma se cosa mi ha spantare, scusa che mi ascoltavo prima, no? Che uno a dove va questo ultimo 30-40 anni di Sardo in Sardegna, in queste istituzioni e in questa politica, non conoscendo queste cose si vado molto a pregiudizio. Ma sono di destra, appunto, italiano, di Sardo non importa nulla. Oppure sono comunisti, internazionalisti, su Sardo non ha mai fatto nulla. E poi questa di Asia. Ma Salvini non ha mai studiato sul fenomeno sul rapporto tra l'identità della lingua e chi ha governato, cioè chi ha governato, il rapporto tenia con questo sardo, si indibrigunzava, non importa nulla, tenia contatto con Roma e Roma di niente, lascia perdere, non tocca questo tasto, oppure sul gruppo indipendentista, autonomista dei anni 70, il rapporto è dentro con chi ha governato in questi anni. E sai, pensando, una domanda che ti faccio, di Asia è, vedendo vago a maniera prospettica, si storia, o che non si usa la pace dei sensi, ma quasi, devo gente che non tem più sa gana di guerra, come che sia una guerra verdia, è sto peccato. E te sussidio, come te mai chi sono si spizzicato questa istituzione è su sarto? Intanto che saluto a tutti. Questa è una questione lunga. Vabbè, sì, 3-4 ore. Una paria di minuti. Dunque, poi tornare sulla questione di informazioni, perché questa è un'altra cosa che è di importo umano quando si questiona da sardo e di politica linguistica. Mi veniva questa curiosità di andare a capire che succede negli ultimi 30 anni all'intro del Consiglio regionale, all'intro della società, quando si questiona da sardo e di politica linguistica. Poi Taddeo, quando vi dicevo che fu iscritto al suo partito comunista, no? E amico mio, sono sardista, indipendente, ma come ti fai, tu, sei spesato in una famiglia che tiene di suo sardo, un suo coro, andai con questo su che punti per nemico del suo sardo. Ed è una mica non è vero, no, sono sezione, se chi stiano sul sardo, e chi stiano un sardo fino a se con calicunato che non è comunista, e uno o da stima da Salimma o non da stima, no? E ci sono andato. Ma voi tammer venire questa curiosità. De vago in consiglio regionale, o quando passato, è stata approvata la lei NOA, poi Salimba, che ha proposto Paolo Zedda. E dei giornalista, io sono spantato,
plur giornalista che è operatore di Salimba, poi su che intervessiva a Foras, esca buona parte dei consiglieri regionali non disciano nulla di questo argomento. E dunque, anti approva una lei, mi veniva a conca Scaiola, se del ricordasco che ha comporato con da ma non ti schidiava. Anti approva una lei, si può dire a loro insaputa. E poi Tan Augusto. Poi in questo dibattito funti torradas a piglio, questioni scarescias. Invece di questioni di Susardo, dei commenti d'Orra e Saliento, dei commenti a costi ai Spippius, dei commenti che dovevano entrare in scuola, si è questionato di gerarchia delle lingue, cioè sardo, logodoreso, campitaneso, e poi che ne scirica su sardo è una cosa e questa sa che il linguista salamanta parlate all'oglote, cioè tabarchino, gallureso, sassarese, eccetera, fa un'altra cosa, no? Anti a mestura udotto e intervesti in questa lei che tra l'imbasa da imparare due sfinase isulano della Maddalena. Tu riuscivi a che due una lingua isulano della famosa isolano della Maddalena. E si canta sono due isole gemelle. Ma possibile che noi in consiglio succeda a questo? Ma in anni passati, sette sul serio, e tanto sono andato a Goa e ho cominciato a mi leggere sul dibattito dell'Imbas a partire del 81. L'epopea dell'ignoranza. E tanto, questo sto pensando di fare una pubblicazione. Una parte di questo lavoro è sia in suggiasso della Fondazione Sardinia, che è questa fondazione fondata da zio Giovanni Lilliu, da Placido Cherchi e da altri babbo ormano della cultura sarda. E su capitolo che mi interessa di Bruso è il PC e la lingua sarda. Poi tornando a su conto di prima, no? È vero che su PC in anni 70 fu contro la Salimba. Non è che andiamo. Quando gli intellettuali sardi anti a regortu sfirmas da Vossalè sul bilinguismo sul 1978, su PC fu contro uno segretario di federazione gli ha mandato una lettera a tutti i consiglieri comunali e i sindaci del suo partito comunista per dire non firmesco da limba, che è un pericolo. Una lingua, una nazione disciuscia da unità della Repubblica Italiana. Questa fu la preoccupazione su PC. Ma questo fu negli anni 70, e prima e dopo, e succede sempre più cosa. Questa è devo appagattare, e poi da zero, un liburetto pubblicato in su 1953. L'iniziativa fu di Benigno De Plano, che fu sul responsabile culturale del suo partito comunista in provincia di Nuoro e fu di corrispondente delle sue unità posta Sardegna. E ti ha fatto questo uomini. Tanto si questionava da lei truffa, cioè sa lei elettorali del suo ministro Scelba. E ti ha fatto questo uomini. Adi organizzava un concorso di poesia in sardo contro seguda lei. Quindi, tornando a Gramsci, un perendo Salimba come trastu possa iniziativa e lotta politica. E ha fatto su unità da dimandata innanti, fu interribata a 178 poesie e Benigno De Plano, che fu un uomo savio, e ha lammato a fare dei presidenti di giuria uno antropologo e intellettuale, uno dei sprusmanni su Sardegna patente di ignorante Lilino Marchi, nuoreso, e questo opuscolo dati pubblicato su unità nel 1953, quando dell'Imba sarda non ti fu da io nemmoso, non ti fu da io da manco sul partito sardo. Poi, andando a innanti e andando a vedere su che succede, ma questo poi Deus annai in questo mese, però questa cosa che io non hai esti, dove fu un consigliere che fu da io danzato, su primo un consiglio regionale fu democristiano, fu su sindaco in Monti, di Naranta Battista Isoni, su prima cristiana in sardo è s'unico. Poi, prima del suo presidente Solinas che fu dato in consiglio regionale, non è mai stato un presidente che ha fu dato in sardo in consiglio, a parte Renato Soro, di Sardegna, del suo 2005. In questo dibattito, su partito sardo ne ha avuto, babbo fu un sardista convinto e tutti gli intellettuali si fermavano a lei, fu sardista, ma in suo 89, quando Mario Melis fu di presidente della regione, con lei, posso sardo, è arrivato in consiglio a due riunioni dell'accabata della legislatura e si stette a scrocoricata in consiglio regionale e in questo dibattito non si indespesava manco un sardista fuedai. Questa è la verità, tocca da fuedai con i documentos.
Ma che? Troppo bravo Piersandro. Naturalmente voi di essere anima di Piersandro giornalista che hanno fatto istituzione mio, posso sta televisione in sardo, devo dire io Piersandro come esempio. E Sarasa, su chi si vede come noi si ho fatto questa EIA TV in suo canale 172 su questo esperimento con me, così appunto Lele, Ivo, Nicola Dessì e Medas. Adesso sto scrivendo devo ne pari sbruzzente possibile che si dice o è time a far funzionare questo canale con su vago di Naghi, di Neus, spaga però di essere sprofande. La verità deve essere però che in questo anno si poteva fare di più, si poteva fare più per Sarrai, si poteva fare di più per fare da maniera che su Sardo essere entrato con più corpus in televisione regionale, pedendo risultati, ricadute. E questo non è successo. E ora si sono anti di palinsesto folcloristico che va in Tubacubea, con trasmissioni statuali, con gente che va in intervista, e cose pago tristas, atteso un meta del suo gusto estetico del suo spizzino, sono che erano cose savolose movimentadas. Certo che poi binchi di Elettra Lamborghini, noi si quando attendo Elettra Lamborghini che lei in sardo, bincheus tutto, bincheus. Però de come innanti, sì. Si commenta che a noi si devo che bivida ancora, tengo 3 figli, quindi la vado innanti, non mi posso fermare, non posso vedere in seguito e non mi posso manco impedire di essere ottimista, devo essere ottimista. E te lo devo fare, noi, questa generazione nostra, sono studenti entre 30 e 50 anni, che sono cursus che hanno per essere questa classe dirigente, de OE e del suo tempo subvenitore, classe dirigente, de OE e tu, Ivo, comunque, ite io te per fare? Ma intanto tocca a lavorare, a tenere su sardo in coro e a donare un'imposta ona massimamente ai spruggiovano, ai spipiosi. Lele Pittoni prima dannao, ma devo tenere un po' più, figlio mio tiene 13 anni, ma mi ha raccontato quando fu piccioccheddo, rivai a ascoltare, tenia un disco che mi ha regalato Claudia Aro con una compilation, dove di Rata Pignata, Bentesoi, Dottor Busto, tutto gusto, e poi figlio mio, ribraccia da Samacchiata, cantata questa canzone, si commenti che fosse di una cosa normale. Dunque, a Susardo deve entrare come una cosa normale, ma esti imbessira a fare oi, a ponere questa questione, e poi t'adunau. Quando ho cominciato in televisione, si questionando della metà degli anni 90, quando ancora Salei 99 non esisteva manco Salei regionali 26, se tanto approvato 2 anni un fatto. Tanto però devo dire, come te sa curiosità di varie cose sansardo. Io tenia un editore di Naranta Paolo Ragazzo, e di a me da questa cosa. E poi si fu spantato quando ho cominciato a fare queste trasmissioni in sardo e anche cominciavo sa gente prima tu andavi a fare un'intervista in sardo e uno ma è tanto in sardo, metti ser macco e te è una bestia, una breguncia. Poi tanto e te ho pensato, ma come ti potevo fare da vai entrare? Tanto ho cominciato a intervistare politici, su piscamo, su generale dell'esercito, un montone di gente, musicista, quando abbiamo a Paolo Fresu vedendo un sardo, questo è Paolo Fresu, tanto posso questionare pure, no? Quando mai? Però devo avere un entusiasmo e tanto ti nauga in questo anno questa cosa interessata a me, a vita si strange, su punti in io, per indinare una. Gente come giornalista sa del Venerdì Repubblica, il Cammello di Radio 2, l'Una Italiana dei Verreti, a fare proprio trasmissioni, quando si questiona dell'Imbia del minoria, sabbenianta in Sardegna, poi birietta vai a Sardegna 1, no? Poi è sul serio, secondo me su danno umano è sul serio, quando esterribao sui nari dessa regioni, ma chi esti sui nari che serve, che nei nari massimamente in questa può fare questa trasmissione, non si fa in nulla che da lo fare entrare, però è sul serio che alcun editore ha cominciato a indicare sui nari, poi fare 5 puntate, poi spacciavo sui nari, accabava la trasmissione. E poi tocca da Naiburu che certa
certo merisi e de gruppi editoriali non c'è mai gretti. E tanto è tocca da fare. Poi, sui nari due esti, secondo me è spago, ma poeta. In su mentre è entrata, prima di Salei Noa che ha proposto Paolo Zedda, andate a provare un'altra su 2015, in Salei 13, che indati sciusciau Salei 26. Salei 26 tenia un merito, tenia un articolo su 14 che narraia le trasmissioni e tutti i prodotti editoriali che siano da giornale o televisione devono essere fatti in sardo, che non si va in sardo non contenta nulla. Invece questa lei ha trasmissioni per il recupero della lingua, della cultura e di tutto. Tanto è succede che in sardo non si fa per nulla e si finanzia da tutto un altro tipo di questioni, ma aici non si è andata innanzi. Secondo me, questa cosa è vera, potrai saliento a Susardo, esti agherrai, pover intrai. La questione della lingua in statuto regionali. Aici potete stendere su poderi de torrai su sardo in scuola, che agena su sardo in scuola non andausa per un luogo. Oi duati registas, operatori come Mentellelle, giornalistas, poetas, a tutto. Pensa che sta succedendo in questa poesia improvvisata. Mai commente in custera si funti torraus a pesare poetas, non ci dati 7-8 giovani che tenen questa passione, o lenti cantai, o lenti andare in giro, ma oi tenen questa mala sorte che andando a cantare non duat gente che lo scomprenda. E tanto che tocca da imparare su sardo e spiccioccheddo, tocca da fare su antifatto in paesi bascos, in cui oi i revecchius antiverdi salimba, e i giovani da vuedanta, e quando va in una gara poetica si prendono in spalazzetto del suo sport. E salve, un custo augurio. Ti do grazie. Ha ritornato via in un palazzetto. Pedo a Rocco e a Roberto, belle del noi a suonare. Si vrimau su poi scurtai sallauneddas. Grazie. Sì. Grazie. Come contandedi si prima, diata vita mia sene che è sta a metà del dritto e quindi di questa ultima ida del suo cantatenore praticamente,
però este vinse sa picante, poi si s'ultima ida quasi de Salauneddas. Però non arrete, in sa ida de son nonnais de sos aiaios, de vita mia, in Setzu, che sto idi che da vittia, che tu che manta anima, se forse lo spago pure come. Fante sa recotta po papà e tutto sa ida vari sa manzao e si sono a sua manzao sa sese, sa launeta, si ziro sa ida, sa zette ballando i sadomoso e con su no, di fai, di subito pensai a festa, essere in pari. Forse voi esatto sei scusso che stanno a mezzo su. A pusti de anno su del disespero, come sa launeta e sto andando di moda. È possibile che sia succedendo questa cosa? Roberto, infatti sei su pagassa a moda, come ti conosco te. Buonasera a tutti, prima di tutto. No. Più sempre tutto sono sprovvista. Allora, noi sono un Rocco e ho vivito un periodo abbastanza particolare del mondo della UNEDAS. Devo poi cominciare sul 78, io pago prima, e noi i maestri sono 23, ci via sull'isolai, poi ci via da Sudineci Burranca, ci via da Ciarello Rocco. Adesso tutto questo via sul patrimonio musicale della UNEDAS via nel Manuzzoros. Cioè, in Gunisi che siamo orientati che se la sta sciente, se praticamente si andà a Pedro tutto. Quindi un grande danno per la cultura cosa nostra. Noi si sono posti su una grande foratura, una grande andando che Issus, e Issus ha attivato questo sul travaso culturale, di tutto questo può essere l'esperienza cosa ansoro, e poi su che hanno imparato il maestro cosa ansoro. Deo appunto due maestri, uno che è stato a scuola nel Rio, che fia da San Nicolò Gerrei, però attentivamente maestro primo il suo Gianni Corredo de Signia. Infatti mi ha fatto dire diverse cose dessa sonata che varia da il suo Gianni Corredo e che si ballavano in 4 ore. E poi, sempre Pasqualino del Rio, si vede attentivamente un grande amico, e poi diventava che docente puro, a Figedo Melis. E Figedo Melis che tra l'altro abbiamo noi in vita negli anni 60, la registrazione che ha fatto Benzon negli anni 60, l'ha fatta in Quartuccio, quindi tutto questo materiale è fatto noi in vita in Quartuccio. Quindi c'è stato un pacchetto di travaso culturale. Non ho potuto andare a venire tutto a sua Pasqualino, una di mi hanno Roberto, ascolta, depende pazienza, ma Deo non ci dà vazzo. Poi abbiamo compreso che stiamo male in meta e che ci via passato praticamente poco tempo e molto ci ha dato. Però sul momento abbiamo sua Pasqualino, Deo ho imparare a chi non mi consiglia di andare. La gente c'è qualcosa che vai giro nel Fonticusso e su mi ha dedicato anche Aurelio che con il suo gruppo di 408 abbiamo dentro un modo di conosci a Ierzu po' una des festas a Manna che avanti in Gunisi e poi vostra festa Santa Maria in Villa Semioso il suo versione della festa Santa Maria su Meri con un altro amico e si è invitato ad Omosua in Gunisi mi avevo fintendi io si è fatto bella suonata è stata una registrazione che tengo tra l'altro adesso mi e mi hanno vabbè tu già impari andavo di accordo e io pagavo delle lezioni e quindi ho fatto tutte le lezioni ma lezioni che hanno fatto scelte musicali sì, chiaramente ho imparato a modo dei sonai eccetera eccetera quindi però il problema è questo che non è che dà regalante anche una cosa in Gunisi avviene tutto come ti si in etnomusicologia e in antropologia oralità primaria cioè tu ti ravi a biri tu ricasti asta ed è piasta apprendi su come ti trovi a biri oppure prendi su riga non mai il suo Aurelio di Belluso non mi ha mai contrarato ma paga no, a cuore come ti era ancora prima non strevidi già imparas però non mi vado a pensare a Babbo mi fa la simbinza Babbo ma mi impara a putare tu bies come tu faccio fai tu pure ma mi tu fai sapere come non tu bies tu hai patiato però non mi ha mai spiegato come tu pago in 20 anni so dopo comprendi sì dipende dai due delle capacità che hai tu può in un qualche modo aver risolto sosamenti esotica può comprendi e fai
devo seguire oralità secondaria come tesinara cioè se vado ad ascoltare poi dovrà copiare, non è che sia una cosa che si permette anzando, no, tu andassi con il consumarista e tu fai gusto, sto punto ma pubblico gusto, è bello, però fai gusto, mirato. Quindi, si marcanta su basso, no vaghedo, quindi su un parare cosa nostra vedo un vaghedo a rilento, ma ci via da un potere economico a pala, cioè adesso ne interessa la finza, avrai in auge, e si può dividere le feste e quindi praticamente devi negare su di noi pure. Quindi praticamente io ho vissuto tutto questo periodo. In modo non bello che di anni, sono reso che tutto è cambiato, un vaghetto si punta in moto, cosa che può essere l'oralità primaria è stata rara, però è diventata l'oralità secondaria, cioè è un intendo e ci riprodurre secondo su che un po' si comprende Deo, però è mega importante questa preparazione che tanti donavo a livello dell'oralità primaria. Devo comprendo e lo dovrò fare per imitazione, oppure non intendo cioè non per imitazione, non intendo e lo dovrò fare. Allora, in questo ci hanno traballato meda piccioccheddos e si sta basciato le conseguenze questo chiesti sul livello di apprendimento dei spicciocchos, cioè ci punti stetius e ci punti tuttora piccioccheddos che punti patenti di 11 anni o 13 anni, oppure gente che arriva da 17 anni che punti mostros sonenti. E quindi tornando a piegare tutto suonato a vecchio, dei suonatori vecchi, tutto sui cesti in circolazione, e riproducendo il corso. Uno sciente, noi l'unico che è attento, bravo, chiaramente, posso fare il suo nome, è Andrea Viso, che insomma, lui ha fatto da apripista in tutto gusto, specialmente con i suonati dei femminili, e poi chiaramente ha amplificato questi sul repertorio cosa sua, finché a tra musica. Però io a 14 anni sono già, e dunque mi ricordo una manifestazione che mi ha fatto un quarto, da non lo conoscia, di portarsi Aurelio, e in cui si è portato 8 canti scientifici, e in cui Andrea tenia da 11 anni, mi ricordo, da 44, mi ricordo che ne ha 11 anni, e in cui ha fatto una suonata appunto di organo, e Andrea. Aurelio sempre a palo, Viciocco, secondo i personaggi, hanno ricordato, no, l'improvvisazione è questa cosa meno delicata. Provai da prima domo, prima da fare. Comunque, però, no, con calma, è una bella cosa, però hanno provato prima. Però, poi dopo imparo che attento io con Aurelio, e Aurelio, quando casati, ho preso una parentesi, c'è Piersandro Puro. Piersandro ha fatto a Aurelio una bella intervista a isso, fatto una ragione di da ascoltare. E noi, a proposito del linguaggio e linguaggio, isso di espone questo che viene sul linguaggio della musica della Oneda, come ti è arrivata sazonata, e t'asenzio dei pitenni sazonata, e fia su esempio delle sorgenti, che parte di un volume di parte con un filo di acqua, e poi a cominciando a calare e si ingrussa, agatta da un laghetto, prende questo laghetto e poi andata ancora in un altro laghetto, eccetera, eccetera. Quindi diventa sempre più umano fino ad arrivare a mare scindioli. Questo è l'esempio che ha fatto Zio Aurelio. Questi sul modo continuato porta in avanti sazonata, quindi non c'è frase musicale, ma commenti del personaggio pure mentre si svolge sazonata. Tornando su che venendo di prima, poi mi capitavo a festa della Onedas, che ho fatto con il socio una quindicina di fai, intendi questo picciochetto di Gesico che è di 17 anni, che è uno spettacolo sonante. Quindi cesti, sesta basciata sedati, ed è vicciocco ci dà tanti punti sonenti. E tra l'altro possono essere meta bravo puro, teniti un'ottima preparazione culturale, e poi ti succede in frattempo che si torna a creare questi summus naturali, cioè tutti questi punti elementi a contorno, poi in qualche modo fai sì che questo fenomeno si sviluppi età di vostro nai, tanti talentos, però
talento su questa capacità di apprendi con una certa velocità e poi in questo modo non basta la scelta che sia che tenga suo talento, tocca che ci sia che sia da una certa zona individuate attragenti che diventi un pochino di stimoli sia come altre persone che sono quindi in grado di giudicare e di comprendere su chi vai ma finché con i badatori. Saludos a todos. Eu sou Rocco Melis, vengo de Santuíro e sou um sonador vaidore de Zonuso. Ha conosciuto a Roberto per una festa di 100 anni, forse del 80, o no Roberto? Del suo 79, dopo cominciavo a suonare in su 78. Ma tu Nerzesi, noi sta a Con favore Luigi dei Lai. esatti, lo so. Ha fatto dotto sul religioso con Luigi Lai e Luigi Lai era un bravissimo suonatore, lo studore della UNED che divia da Sonos. Faidore della UNED che si terrà Luigi Melis, sempre in Santuíro. Vivia in Cucuredo, zio Luigi viveva ancora in Cucuredo, zio Luigi Lai, proprio in Sambucada di Cucuredo, e zio Luigi Melis in su Monticello, un pizzotto. E quindi quando de piazziare zio Luigi Melis, si scansare a via, zio Luigi Lai, insomma, in qualche maniera, o su uno stato si da via. Se ho messo campidanese di euro, che de sangue, se ho derivante sinieso, se ho bisnonno mio vira dei Melis designa, e quindi, come ti dico, buono sangue non mentri, e quindi ho studiato 6 anni su un castello, e in 6 anni su un castello che ho studiato, se ho frequentato con Roberto, insomma, ho fatto questa gioventù di zona di Ganna, in Pago Sfeddos. Ma questo sono de Ganna, a me mi spaventa. Non sono da Sasterriao, sulla UNED, non sono da Sasterriao, sono de Ganna. Poi i cadeo sono arrabeso, se uso vago arabesco, quindi feuso cico de questione su campidanese, dognarante, non ci è su arrabeso. No, però sa questione è che questo sono de Ganna, che buon tempo, da momento quando fu idea, Vizzoccheddu, funti quasi sparioso dessa festa, sadeo, a Pizzineddu, in vita, ma su canta a tenore non ha smittiuto mai, sempre stati meda vicino, un ricambio generazionale di sempre stati. Invece, con la UNED, a un certo punto si sperde. E forse sì, in questo ultimo che bendicanno, invece abbiamo visto questa cosa tornando a Naschidi, e scommentare che abbiamo spera a vincere possiamo in Basarda, poi questa cosa tento numini, e questo numini si è in sardo, la UNED in una certa maniera vuole intazuare, o questa tradizione si è fatta in una certa maniera, ha fatto tornare a Naschidi un disizio, una coscienza, e finalmente si limba. E scuso gli è scapitando. Sì, voi tornando a fare questo che ha detto Roberto, quando io cominciavo a oso, ci fianta solamente in mano dei suonatori, questo usava a Rauso, a Santo Illara, dopo conosciuto Deo Buru, dopo ho fatto una prima lezione sul maestro di Luigi Lai. Sul maestro Manno di Luigi Lai, che era in 87, lo prendo a 87, zio Luigi. Santo Illara, zio Fisce Domele si via molto, e quindi ci viene Luigi Lai, zio Elio Brocco e zio Dionigi Borranca, e sono gli anziani, proprio in Mannos. E materiale in giro non ci indiera. Non ci via internet, non ci via YouTube, non ci via nulla. Discos non ci indiera. Ci viene una varica di disco vecchio, ma si sosteneva ben allogato. Con Roberto si sono andato pure cante canancuno a ascoltare il disco del zio Fisce Domelisi a 78 giri sulla cosa, Roberto. E quindi su materiali di imparo vi era gusto che trasmetteva su maestro direttamente a Sallievo e di trasmetteva su chi io era su Sallievo vi era educato su maestro secondo su chi io era su maestro e secondo la linea del suo maestro. Magari può caritare a noi siamo trattati sempre bene, sempre non siamo mai screziati, mai su Luigi Melis specialmente viene un nome di oro, un parente. Però ti danno parlando in un modo, ma giusto zio Luigi, è giusta, due sono da 10 che vanno bene. Da via tu andassi dopo 2 mesi e ti devi cambiare. Però da depi pago, depi aggiungere questa cosa, vanno bene, però vai da 10. Cioè, che poi raggiungi la meta di un paro, di piazza vai su mezzo gradino o su quarto di gradino, si imparo via da 10. Non vuol dire che ci sia passato troppo innanzi. E su studio di mo, è uno studio diverso, è uno studio forse sì, più personalizzato, ma in un certo metodo i giovani si vogliono usare addestrare questa musica,
Quindi quando intendi una sonara, ho fatto da me, un collega mio, in una trasmissione in YouTube, tutti i canali che conoscevo, si da volendo studiare, si da volendo ascoltare tutta notte, è diversa questa metodologia e poi c'è veramente tanti giovani che vogliono suonare e suonano bene. Fai l'ultimo giro. Questo questo t'ha risposto. Nel senso che in sono da Ghana, se in qualche modo torna a creare questo che sti summus, cosa proprio di rinvigorire e sono da Ghana. Quindi praticamente gente che bada, gente che bada da tutto che hanno da cercare e sonadas, un certo tipo di sonadas. E quindi sul fatto economico non è una cosa da trascurare fino a corso del mondo della Onedas. Tutte queste cose fanno sì che in qualche modo poi si torna a creare e nascono altri suonatori. Forse nascendo più suonatori che badatori sotto un certo punto di vista. Adesso ti do grazie, sa. Sì che uso, grazie a Isso, a Rocco, l'ultima cosa. Sì, si volia votare su saluto delle associazioni regionali dei Sono de Ganna, che si terrà a Sozio la Uneda Sardegna, Deus è un consigliere in suo direttivo, su saluto di Gianfranco Meloni, de Muravera, su presidente dell'associazione a Sozio la Uneda Sardegna, che è uno suonatore di Gianfranco. Fai fatto una sonata prima di callare? Dessa associazione, certo. Sì. Perfetto.
Grazie. E tornausu grazie. Questo sì, che sono tutti regalos. Bene, sigheusu. Come entrausu in letteratura e in scienza? Nicola De Sì e Ivo Murgia. Tutti e due si scherzo, tutti vari, tutti in due orta a Pinnigu, davvero questa parte. Grazie. Ivo Murgia, scrittore, operatore culturale, traduttore. Nicola De Sì, archeologo. Ma non solo. Meda scosa, però è un archeologo come estrema sintesi di su che fai. Mi vai pregare di disso in no che poi a parte che sono so amico scaroso, poi in sosanno sono persone che vari con me usano condividi questo viaggio cercando di far tornare a pausa all'imbasarda in sol logo di mereschieta da essere. E Sarasa parto proprio da tu, Nico. In questo anno tu hai fatto un metodo di divulgazione scientifica a Narauso, cercando di contare si storia e archeologia, si storia antica della Sardegna a Sossardos. In una maniera finza no, cercando di azzappare fuori donnoso, maniera differente se può contare questa storia. Qual è la risposta che hai stento? E in questo anno, come hai visto cambiare questa coscienza del Sossardos? Dunque, questa situazione cambierà mera. Quando ho cominciato a questionare di archeologia, o comunque a studiare archeologia, perché ho letto libri di archeologia da quando fai picchetto, di 7 anni, 8 anni, via proprio su bisogno mio, a fare archeologo. Però, naraso sa gente, punti cosa beccias, punti cose antiche, però non bienta, naraso su ricavo economico, su business. Devo andare fatto un business per me. Poi, quando mi sono laureato, mi sono gastato a giro, no, su traballo e pago. Su traballo e pago mi devo inventare che una cosa, poi vai, produci su chi ha studiato. Pensando a pubblici in isanno, sa gente si viene interessando sempre di più a questa storia e archeologia sarda. Ma mera, chi tu entras a ponai in Sarrezza, in Facebook, e preno de trumas di archeologia, gente che indichistiona, gente pure che certa, Ah, ma questo è proprio su mai nostro. Comunque, andava in su proprio, bollinai che sa gente è interessata. Però in Sarrezza pure due confusioni mera, tutti sono punti esperti, però c'è gente che narra, non ti comprendo mera e bollo imparai. Però partecipante a mancare esatto di archeologia in università, però secondo me mancare che nessuna cosa, poi is accademico su questionanta in accademico e fenta isattopius poi su settoto, non possa gente. Dopo ma poi non appariscono uno scante cursus, su questionanti di già non fare, cursus semplici mera possa gente, no? Questionare dessa preistoria, dessa civiltà di Nuragesa. E poi cominciato bene. E questo è su dei 30 di corso che faccio di archeologia, appudendo sempre gente mera che partecipa in tutta la Sardegna. E se precisiamo era poi gente che appudendo in excursus, poi traballano in su settori, fanno guias archeologiche, per me questa è la cosa più importante. E è una soddisfazione. Comunque si può da serrai, l'archeologia fragile, ma chi sti contare in sardo, fragile de brusu, te ricorda ci da passare in Torino, ti immagina una cosa che mi sono ricordato, quando fommo in suo museo, Sparisi sul Museo dell'Antichità di Torino, dei Paesi Schidi, che è primo di prendere a Sarda, è proprio andata un montone. È bella samera, tenere uno scante bronzito. Depemos però fare questa registrazione di
diciamo, due repertos, uno era sul mosaico di Orfeo, l'altro sa lastra trilingue del San Niccolò Gerrè. E tornano, però sapete, noi veniamo dalla Sardegna, veniamo da lontano, non è che ci potreste far riprendere anche altri reperti, siamo tutti gastiauso, vabbè. E poi il programma, sapete, in lingua sarda, comunque se sono bessus del suo museo, dopo va tutore, bravo, cioè, si rinesce insomma, a andare a Gai, a trovare reperti, a regolare una cosa, chi sa lingua sarda, overi, mera sennasa. Ed è saberidari. Poi questa cosa deve essere un programma in lingua sarda, desabiri in Capodanni o Mesalaramini, pragichi mera, sicché bandaveni a contessa archeologia, ma bandaveni pure da contare in sardo. Chi poi dà una cosa, quando devo cominciare, teniamo professor Ugas, che faria le lezioni in lingua sarda. E si racconta una cosa, chi vosaltros non conoscesi la lingua sarda, non potresti fare archeologi in Sardegna. Poi una gica archeologica fatta bene, per me, i partiri già è stata ponomastica. Ci fu uno scanto e vuedus meras, chi depi si conosce, chi deo agatto vonai sul luogo per da vita, si già che ingunisi doi est numeri, non menir, oppure samizza, suvuzzu, sicuramente due est un vuzzo sacro, comunque est importanti, appunto sa lingua sarda, possa archeologia. Grazie. Beh, so verità, poi questa esperienza di Torino è stata forte, poi sono andato a Roma pure, su Picorini, sono andato a Vulci, poi provavo a cambiare la sandala, no, provavo a contare archeologia sarda partendo da su chi canta liao, invece da su chi cheste, e poi da in cui si vede su viaggio a Simbesse. Ivo ha vivido con me un'esperienza che sta appartenendo a circa 200 spizzinos in Sosannos, cioè fa il suo traduttore ufficiale del suo entes pubblicos, che è una delle disauras promanas della storia dell'umanità. Cioè, in Sosannos, i primi anni che si legge il Batrottoduso funzionava a Meda, e hanno avuto molto di Napoli con traduttore in tutto il scomoso della Sardegna, e di a circa 200 sono arauso, di questo sono povero, che direi, per i savidas, a narrare, mira che adesso si sportellista e posso portare il suo documento in sardo. E a sapasti sta gente che veniva da Ravetta non sarebbe annuta, ma battere pallare, dedotto. Oppure, mi devo commentare sempre, a vicino a Bronacadesa di appicato de mira questo messaggio. In teoria di un'area fuori dos antigos, de drastos, de susardo, e da vicino di un'area, non lo sconosco. Non devono prendere susardo, e si canta io, di Zulleia da lunedì. Comunque, in questo anno, forse Ivo, tu commenti me da satiro, e ho stento esperienza come prospetticamente deve dire i te capitao e deve dire finché su algo buono dovunque e provare a comprendere come si vuole fare un restart di queste cose nostre. Tu pure scambiare, come scrivi, fai traduzione, cioè fai altre cose. Se tu commenti biese questo passaggio di questo anno, che si via da si sportello, si istituzione, hai questo mondo un po' differente, meda per un vago istituzionale che si sta creando. Intanto saluti a tutti e grazie che mi si riao. E fino agli amministratori per questa sensibilità. Noi dei tutti, da noi, tore, mai vero, noi stiamo in ogni luogo, in ogni abita di Aici. Devo pubblicare giusta questa propria esperienza tua, dopo fatto 10 anni sono in sportello linguistico e facciamo su picciocchio di commissioni, cioè poi entrare mi ci canta laurea, master, pubblicazioni, professionalità di curriculum, ogni razza e cosa, però mi canta su picciocchio, mi ho dato un computer, mi sono scallato e mi pongo a fare così e dopo ci passai sora. Dunque, sai che dall'epoca stai retrospettivamente come ti hanno tu, se esperienza mi servia a poter ballare come ti nada non devo sputare anche a papà e mi servia tra gente pure potrà ballare però ti devo noi stati a un'esperienza che lascia un meda poi di tutto questo delibera da traduce in sardo e tanto ho fatto chi ne si da rigidi nessuno dunque da questa esperienza l'ho fatta e di fatto si deve a un certo punto da Parroscio e andavo in Diseo. L'ultima ho fatta Varisi in provincia di Castello. Questa provincia di Castello, sorti in mano che manti dorrai e cerriai e dopo una castiai, ma
non ti posso proprio sbazzetta, se non ci da faccio brusa e non ti ho loro fare, non da poter fare. E c'è tutto, mi cresce, da donare altri colleghi, miei, Amos e Perdo, e c'è tutto, a un certo punto non ci danno fatta brusa, questa professionalità di Cosanzolo via proprio, cioè, lasciata da una parte, e stiamo perdendo tempo, siamo andati a fare altra cosa. E c'è tutto, ho fatto Deo, ora sto lavorando in questa comunicazione, poi mi piace di Bruso, mi do spazio di Bruso, e mi va fino a caserba di Bruso, di una delibera traduzione in sardo, poi su che serve da sardo e questa visibilità, tocca da dubiri. E poi questa normalità di questa lingua del sardo, lo devo dire in televisione, lo devo intendere in radio, lo devo dire in scartello, in sarruga, deve essere una cosa normale della vita di noi, dei sardos, non una cosa dei cimonio, dei cincottieri in un museo, in una teca allogato, può andare a dogastiare ogni tanti. Questo a me non mi interessa, a me sta gicca negli archivi non mi piace e non mi interessa. Devo fare comunicazione, questionare di oggi, di cosa di oggi, questo sardo che serve ai giovani senza modernità di oggi. Questo mi interessa e mi piace a fare. E fino a come andavo per Sandro pure, si immagini del sardo non deve essere scelte normali, deve essere fino a un'immagine di prestigio. Cioè deve essere accappiata una personalità di vincenti, vincitore in questa società. Chi Gianfranco Zola che si è andato in sardo, non deve andare a gettare sul bando, è giusto a questionare su sardo, come ti è bello a questionare su sardo. Gianfranco Zola che si è andato in sardo, fa il pruso di mille delibera, traduce e la strada si è allogata senza gadascio. Poi mi stai donando su un messaggio che su sardo sta accappiata una personalità forte, chi vince e chi tiene una pill, sia da noi, poi giovano spuro e prodotto i sardos. Poi però ti devo dire un'altra cosa. Tu devi accabbare di questionare i mali di Castello. Poi te sei sempre questionando i mali di Castello e sei tutti in noi. Primo. E secondo, Castello non è sul deserto. No, certo che no. Che tu andi a Giorgino, a Sant'Elia, a Smirrioni, a Santo Miali, su sardo non intendi. Certo che si intende. Castello è una bida di poeta. No, ma è un aro che non si intende in questa tornata elettorale. No, tenis a regioni, pure in ambienti urbani, borghesi, non intendi. Questa è cosa di tutti i cittadini. Però Castello è una bida di poeta. Su più grandi cantatori campidanesi via Castellaio, Ciccitu Varci. Certo. Essa bida di Aquilino Cannas, essa bida poi di Piero Marcialis, di Gianni Magia, di Paolo Alcioni, gente che vi ha premio a ogni concorso in lingua sarda. Essa bida di essa città di Sant'Efesi. Cali? No, e vivendi in Assemini ma in Castellaio. Essa città di Sant'Efesi, che è la festa romana di Sardegna. Essa città di Sardegna. Dove succede la città di Sardegna? Ducesi. In Castello succede. Ma non mi donerzi. Sicuramente gentilmente hanno riusciti, però tenete un nome in Castellaio pure, se no la città si acciappa. Certo. Non c'è via bisogno di cambiare il suo nome. Il suo nome lo tenia già e lo tenete in Castellaio che è fatta da Castellaio. Sadia si acciappa. Nara Gigiri di una in Castello. E Palabanda noi siamo andati su Basollo, quindi figurati. E Palabanda non funziona. Dicevi se andiamo a Palabanda. Poi come questo arco messo del rutto. In Castello. La congiura di Palabanda che dirà da attivare il Castellaio scusa pure, poi stai sul logo dei suoi poteri. Ma alla fine sul logo della ribellia contro i suoi poteri Castello. Dunque non è questo deserto che a volte si ha l'intimità. No, ma infatti il deserto non di Biu, però Biu questo che sta domanda via di questa distanza istituzionale, no? Poi su popolo parlare di Elio Artemalle, Elio Atrio, cioè i 20 da rauso dessa burgata, no? Da rauso dessa zona periferica, e poi su Usardo sta ancora a metà bio. Ma sa distanza di est, sarà questa domanda che ti faccio, scusa. Però quando tu vedi Enrico Lopino e Marco Murgia, che è una cosa antimoricale. In più, si strada, su bilinguismo in sa nomenclatura stradale, toponomastica, è vero. Però come vedendo innanzi, tu, commenti da biese, cioè i diventi che si possono fare, no, di gruppo chi fa in tema cosa, no? L'imbabbia, altro chi fa in cose, però i commenti da biese sul percorso di come innanzi, cioè, Palabanda è stato su 1862. Te ne sei ragione, no. Dipende da quando mi preguntas. Chi mi pregunta sono a dire che sei positivo, da più bene. A tradisi,
Aici, oggi siamo positivo. Dai, forza! Oh, devo sapere che stavo positivo, quindi... Oggi siamo positivo perché siamo benendi di questa esperienza, del discorso su Marco se ne sta andando, uno piccocco adesso direttivo, de lingua bia in Castello e funti vrenus de gente, picciocos e picciocas. L'ultimo corso che ha fatto Deo, femmo in 15, 13 femminas. Ma questo vuoi sei tu che si uomini no. Praghilli. Esatto, sporo pianta vrenus de picciocchedus e de picciocchedus. Dunque, tocca ad essere positivo, spuro, ad abire bene. Mi fa piacere, io dobbiamo posto davanti mio Adriano, un amico catalano che stiona a Susardo, poi è venuto a Zagatai, ma che non intendevo questa cosa. Io vado a fare adesso un mese sempre di Capodanno, una trasmissione in sardo. A razza schiaffo morale, a certi sardi, no. Però no, due dorreus, su chi fragi da me, sa scuola, de un anno, ne ho già detto, poi su chi mi spetta da me, sa comunicazione, e sa tra gamba, anche a camminare su sardo, scuola e comunicazione, due dorreus, televisione, a radio, questa Rai benedita o maladita che sia, tocca da, se tu vai in osto, sa radio sardo, a sa Rai, se usando Mallena. Non potevo decidere, stavo sempre pedendo. Una di 20, ad infatti non diventi pruso, io parlavo di città avevo serrato, non avevo pruso, programma sensato. Quando si fa il suo nostro di radio, non avevo ogni dia, ad ogni ora, non mezz'ora, sagita, che capita che sa di, con una mezz'oretta mi sto pettonendo, mi sto sciacquando i denti, ma poi perdi il suo sardo e non ti do rapire pruso. Dopo a lui sa radio e tu devi pagare, ogni dì, ogni momento, e ci funziona. Da. E poi la televisione, due sei straballenti, devo tu, Nicola e Zatrus, esperienza di crescere e di grandi esempi, perché si aiuta a tutto, se vuoi solo, non fai. Comunque, Ivo, io disco, no? Quando dinaro de bene di questo sattume è sempre questo che indioca su salle, su viveri, sono contento, sti uomini de zambene, poi fuoco, e questa cosa srepide, voi gente che vanno a fuoco, noi abbiamo bisogno in questo settore. Serro Contuini, come tu a Sanao, stai cambiando, fatti in sardo e mezzo su, ma come tu dobbiesi questo rapporto tra scienza, conoscenza e coscienza? Cioè, sospizzino so de oggi, secondo tu, a zuauso desi studio, desi storia dell'archeologia, poi ti cambia la coscienza? Il soro, il suo rapporto con l'ambiente, guarda, devo sempre dentro convinzione che se uno stima sul luogo può bividi, manca non che voglia da tutta la caramazzia mai usato, no? Non ti è da conca di quando la lavatrice in due campi, tu sul luogo di stimmas, però tu puoi stimare, ma anche tu devi conoscere, devi stare in tua relazione. Sai, quanto puoi essere vidi, a fare su che vai tu in sasi scuola, in ogni luogo, poi su sardo so dentro te dà amore possa del risoro. Questo è già succedendo, poi da studiare questa storia, queste identità, una cosa che condizione sine qua non può valorizzare in un luogo. Secondo questa esperienza mia, sono imparando archeologia sarda in una comunità di recupero, da imparando in italiano e non in sardo. Tengo uno scanti picciocco, tengo un nigeriano, uno picciocco indiani della Spagna e tengo uno scanti picciocco su de Santelia che hanno dentro problema con la giustizia, però tutti bravo picciocco su. E gli ho fatto una lezione proprio a pizzo su de Casteddu di tutta questa zona de Santelia che sta ricca mera di archeologia. Tenuto l'unica domus de Giana a parlare in Casteddu è questa del Santo Bartolomeo, uno scanto di Gruttigeddas, in cui si è integrato al reperto su desse date in Uragesa e Cinendi. E si punti proprio appassionati a questa cosa. E mantina, ma noi non si deve mai contare nessuno su questa cosa. Noi in Sadomo de Giana del Santo Bartolomeo andassi a giocare, però non scemo su questa cosa. In modo che di fare una cooperativa, un corso spiccioco, può valorizzare questo logo e isso dipende vai guias, come ti hanno fatto a Napoli, in su vicinato di sanità. Uscesi, tenenti uno scanto di catacombas. E in cui si spicciocos antitraballao vai guias, poi questa cultura è fondamentale quando hanno questo spicciocos atteso dessa criminalità
E noi scetti però sa cultura, poi sa cultura ci come ti vuoi parlare un vueto, no? Io studio una cosa che sti atteso mera dessa realtà di mia, invece se studiare sia identità, sa reginisi, è sa cosa più importante, più di importo. E sì che io penso che su che tu mi ha fatto una grande cosa e spero un grase che questo spicciocco si in questa via, insomma, dell'archeologia, ma non rauso contai i logos a cui funti nascius e bivius di una maniera differente che ne si cussa, quando questionato di Sant'Elia, uscioso, questionato di droga, prima di tutto criminalità, invece si adabiri in una prospettiva differente, partendo da reginisi e queste cose. Però in questo si donau chiaramente, su comune non si aggiura, è vero, su Ivo, Castello è una grande città, di non so Castellaio, ma da Stimumera. S'anfiteatro è praticamente serrao. Villa de Tigelio è sempre prena d'erba, non te ne sono nuda, cioè non te ne sono nuda dei fruibili, però è importante di ne sono mera. E sa critica toccherà da fare. Castello tenere una potenzialità enorme che altre città non tenenti, eppure non ti fatto nuda. Questo è sapere, certo. Sì. Tenis a regione. Saccai di manus che già dispetta. No, tenis a regioni, se a me avviene una provocazione, e però questa battaglia tocca da vincere noi. Sono pro dessa gente e in Castello e in giro di Castello. Cioè, è troppo facile da vincere il gol o mammoiata anche a Susardo che stiano antaggiati tutti. Tutti che si vraggiano o non si vraggiano, Castello a Castello, su che vai a capitale. E stai dicendo ogni luogo del suo mondo. Sa capitale guida tutto in moda, i fenomeni, fino a sa in su malo. Però poi si interessa da noi, questa battaglia o da vincere su noi o non da vincere. Questo tocca si devono inconca bene. Grazie. Sodanore Vratamanna. Buonasera a tutti, da su tenore Prazamanna de Mamuiada. Pedras duras superbas e constantes, sempre a samuda busca la superbas e constantes, sempre a samuda vos calades, pruitenes a mi e non lunades, qui vinis or vostros habitantes. Gigantes, heredes de antigas deidades, pois un misterio encerrades, pro nois curiosos, ignorantes. Vos appostu suprapare, can documente prite vos appostu,
pro tu m'abituo po altare. Superbas e constantes, sempre a sa muda calades, proiten esa mie non proiten esa vivin sorbos sardada e minoretto manava e non la capite capite Salimba sarda dai minoretto manava tus ormannos imparare e non la posso mai dimenticare e non la posso mai dimenticare capite babbo e mamma sua e tu capite babbo e mamma sua e tu antiguos cantadores que han cantado esos tiempos de prima que impara una sardas en rima impara unas sardas en rimar bellezas de campañas y fiores bellezas de campañas y fiores ancora non entendimos os sapores de Luca Madau e la Chisinu e de tonara mere o pepino Camadau e la Chisinu er de tonara mere o pepino er de tonara mere o pepino Ardingoro yuge pena estamante salimbana tia de ligare canten en poesia ma ligare canten en poesia o versos de amorosas cantilenas o versos de amorosas cantilenas Sun oscuros duos chi si amano in oro Magina e battato toro Magina e battato toro Magina e battato toro chi non va niente prata Magina e tutto rubata e prata non va niente Spaiura verso
vente, de sa luna, de spaio, e de su mese maio luna, e de sar bella tesuna, de sar bella tesuna. Sarbella tesuna, chi non anche lo sa di stellas, tu e una de sarbellas, chi sa di stellas anche lo, chi sa di stellas anche lo. Chilo che tutto sul mondo su pilla ne tanto prundo e non la domina pintato chilo che la grazie. Nino Porco. Nino, beh, avvarrai un secondo. Questa davvero sarrizza, punta d'aus. Dai. Nino Porco, presidente dell'Assozio Campos, che vuole paresi tutte le arti della Sardegna. Intanto devo parlare una cosa, questo pizzino da Durazzo, cantante, è proprio bravo, proprio bello si intende, fai preghiere. Poi io intendo di vincere Dino e Giorgio e usa completare l'immagine. Se stai manca a rogalla, ma a che stai nascendo, ma di scritto come. Quindi, io so per una cosa di importo. Voi esatto se si fa un triballo manno. Non la rosica dubbio. Poi ricade da forticare, da convincere che queste istituzioni siano reinvestiti, poi vorrei pari su tutto questo spizzino su cui si vede ancora di agretente, andano innantisi e non timidi, non tente per brigunza e ischinti che l'este su srucco devi cae. Ma come? Se ho sempre questo punto, se ho arrivato a ove e tocca andare innantisi. Stesso pensamento che teniamo su un CD è questo di andare ad innantisi. Andare ad innantisi che era andare a prenare sardies che viviamo scomo. Alla speranare di limba, alla speranare di cultura sarda. A fare comprendere che non rappresenta, che deve andare a rappresentare la Sardegna e i sardos, la cultura sardina, i beni che teniamo. Oggi io so che proprio di animo buono, che so una vita in Sacale batta un'assessorata a limba. Io poi viene a non la cultura della Sardegna. E questo è a badianda dennanti, è una cosa che dobbiamo scrivere anche in donzi vita della Sardegna. Noi dobbiamo scrivere anche comprendere che questa eccellenza di cultura che noi teniamo, in questo caso io vado del campo e vado delle arti musicali e poetiche di tradizione orale. Poi si batte un attimo di tempo, poi abbiamo fatto questi seppero, che sono le arti, che tenete un importo umano fino a su che siamo cercando di hacker. Dunque, questo movimento, no, è nato per Sandro, è una questa storia. Abbiamo dentro los sardistas, che sono momenti che potevano decidere. Non l'hanno fatto, no? Tutti i movimenti autonomisti che bisogna, sono arrenos che non intendiamo. Sto nominato già la campagna elettorale del Castello. Io la ascolto in radio, che sul mezzodì, vai da un pezzo di arga. Come è importante quest'arga, ma bisogna andare. Io penso che in questo momento noi siamo in un momento storico che non si può attuare, che abbatta bisogno. Va bisogno di cultura, va bisogno di traballo, va bisogno di essere in un mondo moderno a dare risposta verso chi domanda a tutto il mondo. Noi siamo una capitale di queste ricchezze. Io chiamo su me l'import che non lo sappiamo. Non vi crediamo, non lo vediamo. A questa generazione nuova si è impedito questo tipo di comunicazione, le emozioni, tutte le cose che hanno trasmesso io questo spizzino. E sono rappresentanti della cultura di una vita, ma tutta una vita impara solo, chi lo alimenta, chi lo sostiene, chi lo incoraggia, i suoi credono, ma tu sei un che può cantare a tenore, può cantare per la vita mia. Ma non è giusto, non è bello che questo tipo di emozione non deve essere un diritto o un privilegio solo del pacco spizzino di questa vita. Sei ridivo, viene alle spizzino del Castello. Questa non è solo cultura dei mamoiadi, è cultura di tutti i sardos. Questa è la cosa che dobbiamo scrivere le hacker. L'operazione del campo è stata di creare questo tipo di ragionamento, di non sponeremo pari. Tutte queste arti sono belle, non si deve essere una rivalità di questo mondo, la poesia campidanese, la poesia ottava, dunque non potete tenere su spiegare suos.
ma tenere un importo culturale, un importo che hanno fatto humanos e de qualidade, os sardos. E noi che queremos difundire queste cose. Tutto ciò che ha fatto sul mondo dell'archeologia, che ha usato robato anni prima, questa gente l'ha fatta vivere. Sono emozioni che si entrano in questo sito, entriamo in questo sistema di cose, e chi sa l'imba nostra, ma viene da tutto il mondo. La sonorità, sul tratto, sul linguaggio, poetica, musicale nostra, sono nostre, non sono di altri due. E non che lo spottiamo diffondire. Andrà bene tutto su chi viene di moderno, andrà bene tutto. Ma queste cose che non si invidiano in tutto il mondo, che studiano in tutto il mondo. Non vado all'università chi non studia la musica sarda. Solamente sono un musicologo della Sardegna, e antropologo, e questa gente che ha fatto studio super questo bene della Sardegna. E noi non ne rendiamo conto. Dunque il campo ha caricato anche un travallo dai su basso. Come si usa andare nello politico scomodo con la gente, no? Come partiamo dalla gente, poi quando devono cominciare questo cammino l'abbiamo compreso. E noi abbiamo usato un primo ragionamento tra di noi. Che noi dobbiamo cominciare a non sporre in conca e dare un esempio coerente in questa cosa, no? Di essere a Sartia, adesso che siamo a Kent. Lo comprenderemo noi prima di tutto ed essere in grado di lo trasmettere. E spesso purtroppo nos prestiamo a folclorizzazioni eccessive, a nos trasformare in dipendenza di eventi o di cose che non pongono in mente i telenazzi, voi, su papante, non dicono che in castello. Dobbiamo stendere una coscienza, dobbiamo stendere per il rispetto di questa cosa. E poi la lingua. Non possiamo dare delle arti nostre e noi impariamo la lingua nostra. Quindi la prima cosa è questo gusto che abbiamo nato a tutto canto, siamo scrivendo di hacker, che hanno chiamato sulla pubblico, ma viene a strada di noi, che andate a cantare, vai dati sardo. La prima cosa dobbiamo partire dai nocchi. Che sono quelle che sospettiamo di caricare l'oralità di questa arte, di questo gusto, che in tutto basato su una trasmissione orale, e basata sul rapporto della gente, sul trattare, sul valore comunitario. Questo è un altro valore umano che noi otteniamo, nonostante sul tempo moderno, che lo otteniamo regalo. E in una comunità, l'ultimo, noi mai stato solo. E quanto abbiamo bisogno di comodo di questa cosa. Queste sono le cose che teniamo. Che in un mondo che ci bombarda di mille cose, non la sa che bere, non la scuola di un secondo piano, non fa che credere che è bella sta andare al supermercato, sa fa che rispetto, tutte queste belle cose. Dunque, sul progetto del campo di andare addennante, su apperere prima di tutto il che hanno fatto tra di noi, il campus come tenere pure dei schento sozzi a livello artistico, per dei mille amici delle arti, che tutto il campus potete diventare amico del campus, amico delle arti, amico della sardina, amico della lingua. Basta entrare sul sito, iscrivere, lo potete fare che sto tutto il campus. Però sto narrando che queremos usare che tutto chi tiene piena questa responsabilità di politica. Io sono andato in commissione cultura, sono andato in commissione bilancio, a andare a queste cose nostre. E poi tu vai a dare in italiano. Capaia così che non mi comprendiano. E poi, te queremos pretendere. Oh, ma tanto mi ha detto, aspetta, che battono chi traduce, da panta scurta, riesco a dare in italiano, la panta non scusa il suo problema, no, vai in italiano, poi che sono grande, non scodite. E poi vai dato in italiano, poi vai dato in sardo, poi che ha chiesto comprendere, poi che non ha chiesto comprendere. Va bene, però questa è la situazione nostra. Dunque, il campus che fa questo lavoro, vita per vita, casa vita, questa è la eccellenza della cultura. Le comunità, questa mettono anche che devono morire le arti e che devono morire le vite. No, non ragazzi. Questo è il contrario. Questa arte è la modernità della sardina, questa opportunità nuova che tenete la sardina, come te la sempre stenta prima, se la rischiamo romanizzare. Manizzo. La scritta si deve narrare manizzo. Che in una parola narra tutto. Una parola, no? Anche la della lingua, manizzo. Tutto su che ha, su sentimento, su cosa che ha a mano, su relazione, su ambiente, su archeologia, come si umanizza, su che ha chi ha tasomine, chi in coscienza e chi in amore verso la terra sua. Nino. Non la tanco in occhio, proprio che devo tancare serio che sa calcio cominciato per la questione del suo. Quindi, se noi stiamo a riattivare questo processo, di comprendere queste cose importanti, ed è un zoom hacker un passo, che noi sta a chiamare queste parole e che appone esos passos. Los passos lo dobbiamo usare che noi spuro, e passos che renare a imparare la lingua, passos che renare a dare più considero a queste cose che teniamo, a partire da questa musica, a collegare con l'archeologia, queste cose da mandicare, a imparare del suo sistema, queste arti che legano nella comunità, di un cimento che legano, batto monete produrre, da che mandicare di qualità, cose che possono venire di tutto.
Dobbiamo cambiare, questo è un tipo di rivoluzione. Però dobbiamo credere a la gente poi nomina il suo sindaco, cominciamo a fare queste comunità virtuose, viene tutto il che sta che ne posso usare di sacresia, che se vita botto viene scurso, che viene a manera di precare di spiritualità nostra, è una cosa che non tenete, ma veramente stiamo facendo delle cose di un'importanza manna, ma che a chi sta a fondo a sa coscienza. E potremmo tenere i amministratori che andiamo a e comprendere su chi namus. Un presidente della regione. Speriamo che mi ha fatto piacere su altro che ha dato il sardo. In sardo però. Posso aggiungere una cosa? Però mi tornare a collegare sul fatto della lingua. Omo, non dico, sì, ma le persone si noi sono state attente a questa poesia che ho cantato. Soprattutto, naramos, la prima batturina in arda, la lingua sarda dai minoreddu, ma non ha fatto sormanos imparare e non la posso mai dimenticare che avete babbo e mamma su vaeddu. Tutto dipende dai suoi genitori. Su Sizzu, io dai giovani, 24 anni, io sono dei che 8, dei che 9, dei che 7, forse sì, Giovanni, naramos una cosa, se noi stiamo e andiamo in sardo e non siamo su sardo, bene, un momento esistionava da tanto anni fa, espruite babbo nostro e mamma nostra, hanno sempre istionato in sardo in noi. Su Sizzu este, ai zor vostros, un momento a son nostro scuro, istionato in sardo, a su sardo non si deve per perdere, abbiamo una bellissima isola e siamo ricchi di tradizioni, quindi veramente imparai su sardo a cultura. Serra tu Tanco, camminare sempre si un po' con quei lungo, no? Però è giusto che è andato isso. Però torniamo a Sanremo, che questa è questa fortuna di tenere, però battono un montone piccinoso, che questa fortuna non la tenere un babbo, una mamma che le vai a dare su sardo, e questo piccino spuro deve tenere su cose. Tanto torniamo a Sanremo che non è per Sandro, questa battaglia non la dobbiamo giocare, noi unimos, che dobbiamo anche modificare il statuto, e su sardo dovete entrare a sale scuole. Pare scusare di entrare tutta la cultura. Questa è un'operazione che è indispensabile, cioè si deve hackere, che senza di questo non va bene. Noi abbiamo aperto una campa di arrivo in tutti gli operatori scolastici che queremos promuovere il fatto che si ha una forza unica. Che se cominciamo a porre a pari chi è in tutti questi anni ha mandato adenanti laboratori, che ha lavorato su questa cosa, stiamo vedendo di centinaia di persone che possono fare forza. Questa è la cosa che dobbiamo cercare di fare. Scampo cercando di dare questo esempio, non tenere ricetta scritta, cercando di stimolare, di aprire discussioni su queste cose. Questo è usardo su chi deve decidere. E dunque, su Ecrasa, e sì, questo è, come ti dicevo, a luna, no, che basta dire che abbassiamo un po' cosa conca, e a porta quando siamo costretti a fare sacrifici umani, a la famiglia nostra, che crediamo in questa cosa, e a porta non possiamo ormai a trasmettere questo ottimismo, che pare che siamo facendo una guerra aperta, ma non è reale. Dobbiamo sempre la capacità di vivere come un sistema. La lingua, le arti, è una cosa che liga a tutto canto, e supera di questo dobbiamo andare parisi, però ognuno ha che non passi in pruso, de oie, a che si muore d'occhio, ognuno di noi, a che non è un zilleri, a che non è un ufficio pubblico, a che non è il sardo. Che noi in occhio siamo venuti a scala, non siamo, io bilenaro andavo a questi artisti che hanno usato questi termini, e vengono a spostare in un linguaggio moderno, comunicativo, e tutte queste belle cose. Però siamo battendo sopra questa cosa. Dobbiamo fare dare la lingua. Poi non vi tratta che sono tutti io campidanese, ma che in campo abbiamo risolto questa cosa. Si è andata a ballare viene solo su, si è andata a coordinamento, arte musicale, poi le tradizioni orali della Sardegna, no? Batta logudorese, batta campidanese. Noi stiamo impantanando in questa cosa, poi la soluzione è usare l'italiano, ma che lo usiamo su campidanese, no, usiamo su tutte queste cose, viene a livello studioso, abbiamo fatto una vita che rende sopra questa cosa. Poi assamiamo un attimo, impariamo sia ti scrivendo che vai dando, a parte vai dando, non vai a scrivere questa cosa. Quando dobbiamo usare una comunicazione ufficiale, si cerca di ponere un po' tutto. Questa cosa è funzionale, non batti se tu preso una discussione per questa questione della lingua. E anche se cattare una lettera, se cala batte qualche parola del campidanese, qualche parola del logudorese. Sul logudorese stiamo imparando, sul campidanese stiamo imparando
a rispettare. Allora ti faccio fare questo esame di Ivo e poi si dà da mare. E io però poi andare che a bordo parliamo vittima di un montone di cose, No. cioè non siamo scrastando a mano storia da nostra. finire. Scusate sul termine. Questa è una metafora che parliamo in 10 giorni discutendo sopra questa cosa e non abbiamo boccato pedese. Allora, stando chi sa gente, impariamo sulla concretezza, sul valore di questi costi. Quindi noi riattivare il gallo come che teniamo in tempo. Zorbasco si hanno brincato in un passaggio, come hanno prenato sugli stadios, ma noi non siamo in questa condizione. Noi teniamo la possibilità di trasmettere un sistema di valori che sono legati a un mondo che non anda bene, sa che la gente ti sta bene, sa sua tappare e tenete un'identità di sua, la bellezza di tenere un'identità di tua, no? Cioè, la bellezza di questo spizzino che viene a notte, può cantare sul canto di sa vita di solo, ma non le rendiamo, te che renare, no? No? Questi sono operatori culturali, chissà C maiuscola, chissà si scuola deve essere visto stale. E tanto lo spizzino che stimoliamo Rovina Sovato, che hanno provano un'emozione voi, poi si emozione su chi ti lascia gente. Non è che mi la reono. Grazie. Grazie a tutti, scusate, sono stato un po' lungo. No, per carità, ho fatto dritto. Grazie, faccio mica isso, grazie. Beh, fineuso questa serata, come se uso in ritardo da 15 minuti, quindi se uso ancora... Ma mi da scherzo sarà in bellezza con Giorgio Pinna e Dino Pinna. Dino, che tira che eres? Ti sezzi, sì? No, devo cantare. Devo gallo si lascia si scena, pozzo. Poi quando finesi dovrò piegare. Faccio no. Buonasera a tutti. Gli assistenti. Vivo Salvatore Cupetto, non si presentava a noi, si presentava a noi. Giorgio Tinoppina, di Quartuccio. Teatranti, Teatro Latta, nato nel 1976 e ancora continuavo sempre a portare innanzi Sali Guazzarda che avevamo confondendo in Mimmo, Salvaggia l'assessora con suo sindaco, suggezione a fare che sto iniziando, comunque lo superavo. Si ripresentava su noi, devo fare un arrogo di una commedia che abbiamo fatto con Salvatore su White Averio, di una parte. E Dino da fare questa canzone tratta su Nazzarino Lazzaroni del su 1983 i gocci del Sustani che è stata scritta questa canto prima di fare il suo canale sul problema che ci via che baracca si può spostare dei pescatori e di altra gente da Balla d'Angone. Comunque commenzo Deo con il suo poeta Verio. No, non mi ha consolato nuda questa telefonata. Ma cosa ricorda che mi ha premiato? Chi si ricorda di me? L'assai nomini. Importa l'assai nomini? Vivi i genitori, essere calincuno, quando uno sei. E tanto pudente di tant'anni di bellea, che in sintesi ci gozammo arioso di essere poeta, a razza figura misereda, poco mentre mi crea importanti. Quando penso che faccio questa figura,
de questo barrosello che mi riemmo. E mo, pitti che detto, in sarroglio del mischinetto che vi canta premiedo se ne bidazzola, sa. Sa buon'anima, issa scedata, appreziata, su che scriviamo. Con la poesia che ti ha composta, commenti narrata. Columba, che Niseo se ne ha dei due, su cao che arroglia a macchine sairsi, con oco spodotto e corpo nuda. Andenti bei a canta tua, più terra bio e cielo. Con questa stima, fia bella sa vita, presente in cimmoe. Pare che tutto poteva attendere senso, senza di essere un grande poeta. Mi annao. Pare che tutto poteva attendere senso, mi annao, ma è tutto questo che lo fu di grandi poeti, e manco poeta minori, sì, e non passano da questa storia. Ma ci fu un teatro speranza spuro. Ma Dio, imbriaco, possa fare, ma vuoi del suo problema. Sa religione di artisti e poeti che non credono in un'altra vita. Cercato l'immortalità in suo paradiso di questa storia. E poi mi contento di essere vittico, minori, ma vittico non esiste, sì. Non posso fare nemmeno su un minimo denuncia. Ah, sì, scritto de badasa. Sparessi che non ti dice mai. Questo de giuria sarà sa legge in te, come te può gioco per un macco di me. A pubblico convinto che in sarti si sighi da essere. E moi, l'ompia gustedati, sena di avetto di arrennesci, mi intendo, aici disgustato, sa bocca maricosa. Se non si capivi in sarti, siate risultato molto e scariscio. Questo speggio poi ci può essere, se non c'è nulla appustisi. Sa vita, basta, mi viene la spezia mala. C'atessidi o non c'atessidi? Mi viene da essere Shakespeariano de civuta, con una specie friuso. Si penso che non c'è nulla, è troppo. Si penso che ci sia, magari su proprio gelao di assurdità. Una volta abbiamo cominciato una poesia in questo tema, commenti narrata. E torra con zummi abetioso scioliao de badasa. Accanto non c'è storia per scommitti, si esseri o no esseri. Sperevundo de nuda, è sempre nuda e nuda. E mi impiruzzo frido de sudori, su sempre, mi torra gana mala. Su pensai chi sacrifichi tutto a su tutto o nuda, chi tu gelata. E gelao fe mi parrao se ne si chiri. Eppure, torri usa sul dilemma, commenti narrata, e sempre mi torra gana. Eppure in carrio, in su coro a suzzudau, su sbeliu poccessi, su sghissiu polusciori. I geniu, crescina canzirosa, de vita chi dessa dentro remessa da izzurpa in un vacco del suo possibile assurdo, arresciu de primas trampasa de nottis de strasura remulata in sa gruta fumata, erenzia
de trampas, de orcos guerreiros a corso, de bruxos engrengueiros a lepa de brunzo, inzigurrate nuraces, in arto, in mesas de pedra, odiciosa, sarassa malacrei de dogi bedizonisi, bonaccioni, stostorrudusu, accunottaus a morri, sveliaus de una luce. Odiciosa, sarassa malacrei, de dogi bedizonisi, sveliaus de una luce, sveliaus de una luce. E ahí c'è questo povero pescatore, resta varrao una baracca e sa chitarra. E che un amico maleficava, sa dopo pianta a pari e cantante. Sempre noi a pescavo, e canto femo piccioccheddu. Stani belle castello, tanti dotto a felenau. Stani belle castello, tanti dotto a felenau. Su stani nostro famoso, o sarico e sparella.
Naturalmente, fonti opere di Salvatore Vargio, che è sempre creativo, ancora. Avarrai 9 con me. Avarrai 9. E usa scusto del microfono, poi allegare, dai, tanti non moriremo se si est. Aspetta. Ho fatto danno, te sei assenza. No. Poi mi devo in conto. Prima di serrare, poi con il suo saluto del suo sindaco e del suo assessore, si chiede una tua cosa, però. Voi sapete lo sesi, di questa sprendas, no? Gioiello. Ma non sai, c'è mai nessuno mi dà andare. Di questa sprendas, chi sa che tanti saviddas. Di questo scusorzo, scrusoggio. Però, voi sapete l'esperienza della responsabilità del man. Poter. A chi si impara a queste canzoni? A chi ne sono parenti? Questa è una bella domanda. Purtroppo non c'è Michele, ai scienti? Non c'è metà gente dove manco imparai. Ma non tanti gocci su questa canzone a cruba. Questa canzone a cruba è morendisi proprio. E i gocci del gruppo folk, del Sfante, però devono ancora intendere un gruppo folcloristico quando si canta di una canzone a cruba. E le l'arasa, e io ando mironnai, e non potrò riposare, insomma, però per quanto riguarda questa canzone a cruba, manco comunque. Così adesso è una cosa bella, dove c'è provato pure che all'incuno hai metà. Però si arroscenti subito. E poi i giovani non stiano tanzatro, questa cosa per legge questa, per un manni questa, che non stiano tanzatro. E quindi si è accabato in becciare, si chiede pausa, è buona questa canzone. E questa canzone a cruba parla, mi sono speso. Ivo, sotto il mismo che su tua, posso sapere, però, un po' come che sei ancora, non ti cantes. Comunque, riguardo a questa canzone, ancora, Reggi dei blues, questa canzone. Reggi di potare essere musica, essere una cosa blues. Poi su teatro è più difficile, questa cosa è più complicata, poi su teatro. Poi ho tentato di ogni maniera, venne laboratorio, di ogni maniera. E ho girato buona parte Sardegna, recitando in sardo, e si accogliente bene. Ho fatto un teatro di quelli sforzi nostri, insomma, ho fatto dei tutto, sono andato fuori, ho vinto un premio, Salvatore Vargio, su gruppo premiato, drammaturgo in Sardegna, su gruppo premiato, su gruppo produttivo. Salvatore ha descritto dagli anni 70, quando abbiamo cominciato in pari, ha cominciato a scrivere in Sandus una scorantina di posta in scena. E poi altre compagnie, tanti fatti, e tuttora Salvatore ha un bagaglio enorme di opera, sa. Però purtroppo questa situazione andate sempre brusa a traballo, sempre usa traballo. E sa verità, che mi dispiace di meta. Parte di un traballo umano che sarà in sardo. Ad imparare, cioè a tenere questa volontà di imparare. Poi intendo me da giovane, purtroppo vago. Chi da cristiano che tanto imparavo, studio in Dio, e mi va piacere. Non sento questa scioltezza, però mi fa piacere che certi fosse impegno perché sto naizzato. Uno come a Rogalle che non me ne ha. A Rogalle per esempio di fare, a parte che è un artista, è bravissimo. Si impegna c'è apposta a imparare che sto in sardo. È simpaticissimo proprio. A noi si è fatto musica, per una traduzione che ha fatto Salvatore della Divina Commedia del Sinferro, e a Rogalle ha fatto musica. Quindi già c'è, mi va il piacere che scriva il rap in sardo, questo pure ci intesti di questo. Mi fa piacere che ci sia gente come Ettore Cupeto, regista, giornalista, tutte cose che vanno, e che sta sempre in sardo. Questo proprio è un merito speciale che tiene. Non c'è nulla che sta in italiano. No, devo fare. Bravissimo. Su da noi. Dopo un troppo dopo, veramente mi ha fatto piacere. Dai, come questo assessore si chiede, sanno chiedere da Rosa a fare, e però mi fa l'assessore ha buona volontà di indicare. Sul sindaco sono più volte, mi pare che si senta bene il discorso, questo sa verità.
no, questo è una cosa No, che... però se non chiedi, fai una cosa, fai su Torrausu, però mi indieti su Miscenti. Un vizzino, canta con tu. Dai, fai su... Bei Ivo. Ivo. Hai scommesso. Ma questo non te ne fai nudo. Dai, se non chiedi con tu... Va bene. Dai. Comunque, continuiamo a ci credere, su Marco che ci credere, a ci credere, e me la trasmettere ai altri, su questa vita che noi sono usati, questa lingua, e questa cultura, questa archeologia, fatto piacere, l'archeologo del Stato non lo conosciamo, fatto me la piacere non intendo. Visto? Canta cosa bella, sa? Questa archeologia non sa, è una bella cosa. Comunque, complimenti, dottor Gioffolo, a commentare adesso per presentatore, ha fatto veramente piacere. Sullo beccio sono due praticamente, e dillo dopo. Non scoppio sempre. Tirio, s'assessora e su sindaco con un saluto. Tenio su due microfoni. So. Aspetta dall'uomo. Sì, forse si è studiato. Sì, di est. E questo assessora. Sento di andare, ma non so quanta cosa ancora va a dire con Giorgio. Ma scetti posso salutare poi se uso 4 ciaius e quindi i ospiti si punti ben usoi mi pare su minimo che lo saluteuso e lo inviteuso per la prossima giusto per non si vai a rosci cosa Deu a Giorgio e Dino non smetto mai di ringraziare perché funti una forza di natura. Funti Santi Donau proprio sa questa energia può tornare a pigliare. No, piacere funziona un po'. No, può tornare a porre in moto una macchina che si fia frimmata. E noi ci crea un meta. Poi questa cosa che Brusu si deve fare rifletti e che chi perdeuso le tradizioni ma semplicemente su vuedo se uso gente morta non uso tutto quindi noi ci lavoriamo come amministratori si impegno e devo fare fino a quando la gente si ha una fiducia per dove vai però ci chiedo di lavorare tutti i pari certo, forza vai. Poi questa scubissa da doppio su vinci impari va bene allora grazie tanto da parte mia lo dico in italiano giusto può cambiare non va che cosa quindi benvenuti a tutti e a Trusannos. E tama varradenai, praticamente nuda. Chi non dovrei grazie agli esperti, agli intenditori di teatro, archeologia e seguenti, di un gusto, si frimaso in noi. Biuso de sanno chieni di devicare questo capito e di andare a fare altri passi. De questo, di sa propria come intendere, questa propria tipologia, per essere proprio comprendiuto, no? Non posso che seguire a come intendere, sperare del suo contributo di Olatta, Dino e Giorgio Pinna, Dino con il quale io ho collaborato anche come insegnante, è una ricchezza. Buonasera a tutti e di nuovo grazie a voi per essere stati sino ad ora con noi qua a seguirci.